Io ho fatto un riassunto di quelle che sono le tematiche di interesse trasversale alle varie regioni, quindi quelle che sono state citate, i COT, i composti organici totali, la mancata applicazione della valutazione di impatto ambientale alle biomasse, le aflatossine. Abbiamo anche un po' valutato come procedere secondo linee comuni nei casi invece, caso per caso, in presenza di quegli impatti locali in termini di emissione d'origine, rumore, eccetera, che riguardano tanti comitati, soprattutto per quei residenti che hanno la sfortuna di essere vicini di casa delle centrali. Anche su questo tema un maggior scambio di conoscenze, anche un coordinamento tra i legali che hanno seguito i comitati potrebbe conseguire una maggiore efficienza della nostra azione. L'obiettivo è che le centrali non siano fermate solo nelle Marche ma anche in altre regioni, cosa che sarebbe da deterrente per creare nuove centrali e che sicuramente mette in difficoltà chi già esercisce le centrali e che fortunatamente hanno anche loro i loro problemi economici eccetera, e quindi l'idea è che le centrali non facciano i loro 15-20 anni previsti, ma che riusciamo tutti insieme a ottenere la loro chiusura generalizzata molto prima. Bene, grazie a tutti.